Io parto chiedendo a tutti quanti voi di alzarsi in piedi e di fare un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di terrorismo ad Acca successo l'altro ieri. Bene, vi ringrazio. La conoscenza aiuta una comunità a mettere in piedi dei progetti verso chi deve accogliere. Non possiamo pensare di essere esenti dai flussi migratori, dalla fenomenologia di tutta questa gente che sta arrivando nei nostri paesi. Abbiamo bisogno in qualche modo di conoscere i processi e sentirci cittadini attivi, perché diventa un interlocutore privilegiato lavorando in Europa, e direi di partire proprio dall'Europa come macrosistema per poi calarci nell'Italia, che ha una sua specialità, cioè è territorio di frontiera e sappiamo che per il Trattato di Dublino accoglie i migranti nelle proprie coste e deve in qualche modo gestirli fino al momento in cui ogni migrante, ogni richiedente protezione internazionale saprà se avrà la possibilità di rimanere nel nostro paese o puntini puntini. Qui lascio i puntini puntini perché credo sarà materia poi anche di discussione. No, grazie per l'invito, ma grazie soprattutto per questa iniziativa del territorio. Devo dire che la partecipazione mi rende particolarmente felice, ma mi emoziona anche un pochino, perché insomma di questi tempi è difficile vedere trattare questi temi e avere una partecipazione così numerosa, quindi sto girando ovunque e vi assicuro che insomma questa vuol dire merito del territorio, attenzione e la capacità di poter coinvolgere direttamente il territorio a questi temi. Io parlo dell'Europa, ma farei un passo anche un po' indietro, perché cercherò di raccontarvi tutto questo attraverso anche l'esperienza che sto facendo sia al Parlamento sia l'esperienza politica che mi ha portato a mettere insieme competenza e passione per diventare una missione, perché io lo considero una missione ormai questo che sto portando avanti. Allora, i punti che sono usciti da questo dossier erano al primo posto, e di questa ne sono fiera, l'abbiamo scritto dentro il documento, l'attività di ricerca e salvataggio, ciò che abbiamo preso da Mare Nostrum e l'abbiamo riportato direttamente in Europa. Questa attività deve essere un'attività permanente, non più soltanto emergenziale, non più soltanto nel momento in cui si verifica una strage, ma un'attività che deve essere permanente di ricerca e salvataggio. Io so che sono stata un po' lunga, però serve dare un'idea di tutto il lavoro che noi facciamo, perché molte volte non si vede e tante volte magari quando vi vedono in un posto vedi i commenti che seguono sotto e capisci che insomma è ben lontano il capire il lavoro che stiamo portando avanti e che dobbiamo comunicare, dobbiamo saper comunicare, quindi incontro sul territorio a noi servono anche a questo, a comunicare, parlare e farvi vedere il lavoro che stiamo facendo. Grazie. Perché tutto il peso viene lasciato sui paesi
di primo arrivo. Allora, quando io vi parlavo del cambiare il regolamento di Dublino per andare verso un sistema centralizzato e per togliere il peso all'Italia, alla Grecia, in modo da non avere più il blocco a livello di questi paesi e distribuire equamente le responsabilità, non solo responsabilità in termini politici, ma anche finanziarie, ma anche quella dell'accoglienza. Sono tutte responsabilità, equa ripartizione delle responsabilità, quindi solidarietà è quello che manca. In tutto il discorso che vi ho detto, tutti i punti, noi abbiamo ragionato su tutti i punti su questo articolo, che è l'articolo 80 del funzionamento dell'Unione Europea, che dice solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, anche finanziarie, che gli Stati membri non vogliono capire. Vuol dire che se facciamo parte di un progetto europeo dobbiamo condividere anche le responsabilità e non lasciare all'Italia e poi guardare all'Italia o alla Grecia, quelli non stanno facendo i loro compiti. In realtà sono tutti gli Stati membri, i 28 Stati membri, che non riescono a capire che quell'articolo vuol dire che dobbiamo collaborare tutti insieme. Da soli non si va da nessuna parte, insieme sì. Allora, le politiche per l'integrazione, ogni paese deve fare il suo passo, ma l'Unione Europea deve fare di più, a chiedere a tutti gli Stati membri a condividere insomma le responsabilità. Allora, l'accoglienza in Italia trova una situazione drammatica, perché poi saltando tutta la catena, le persone che arrivano sul territorio alla fine si prende la prima struttura che si trova. Il territorio deve essere preparato. Quindi serve una preparazione sul territorio, serve una formazione sul territorio, serve anche un accompagnamento per rafforzare questi strumenti, ma accanto a questo serve anche un accompagnamento culturale, perché ciò che noi sentiamo tutti i giorni in TV oppure sono sempre per dire che abbiamo un'invasione. Allora, se sappiamo comunicare meglio anche da parte di chi ha questa responsabilità, e io ritengo che le prime persone sono proprio chi ha la responsabilità di governare o di dirigere un partito politico, e dobbiamo pretendere, secondo me gli elettori devono pretendere il rispetto in quello che gli viene comunicato, perché quando io sento invasione, e vi dico le statistiche, 2015 poco più di 1 milione di profughi in Italia, se andiamo a vedere il Libano, 1,2 milioni di rifugiati, quindi 25% siriani, 25% della popolazione. Se aggiungiamo anche quelli palestinesi arriviamo al 50%. Andiamo a vedere la Giordania, sempre numeri altissimi. Andiamo a vedere paesi fuori dalle nostre frontiere, la situazione non cambia. E a conclusione, 60 milioni di profughi in tutto il mondo. L'Unione Europea accoglie all'interno del suo territorio poco più di 14%, e gli altri, cioè 86%, sono fuori dai nostri confini. Allora la comunicazione diventa importante. È vero, lo si può fare attraverso i giornalisti, ma si deve fare anche attraverso la scuola. La scuola diventa la palestra in cui bisogna educare i nostri giovani, in modo che quando crescono devono avere degli anticorpi, perché un giovane che cresce e che sa di che cosa si parla non si lascia sicuramente deviare da qualunque altro discorso che passa, che dice ruspa, scusatemi, perché io quando vedo così mi viene una tristezza immensa, perché dentro quella parola c'è tutta la bruttezza di un arretramento culturale, perché noi dobbiamo invece lavorare su una politica, su una cultura dell'inclusione, su una cultura che riconosce nell'altro come una persona che può contribuire come chiunque. Invece lasciamo perdere, e addirittura sentiamo anche dappertutto, no? Anche al telegiornale dappertutto, ecco oggi alla felpa dove c'è scritto questa. Io mi vergognerei a dire così, etica nella comunicazione. Bisogna pretenderlo, e invece no, troviamo tutto come se fosse normale, e questo è il danno. Quindi accompagnamento culturale anche su questo punto. Mi dispiace perché quando ero al governo sono stata attaccata tantissimo
che poi sono riuscita a mettere molte di quelle cose all'interno del progetto europeo. Sono stata attaccata tantissimo e questo passaggio lo faccio ormai ovunque dove vado, ma ci sono pochi processi che ho mantenuto in piedi. Il primo è quello di Calderoli, perché gli ho sempre detto: guarda, io non ti lascerò in pace finché il tribunale riconoscerà che quello che avevi detto, quello che avevi fatto sono delle proposte razziste, perché io credo che un paese che si rispetti è un paese che comincia prima di tutto a proteggere i diritti anche delle persone che sono sul territorio, perché al momento che noi li neghiamo non facciamo del male a Cécile Kyenge, ma si fa del male a tutte le persone che sono sul territorio, a tutte le persone che si riconoscono in me, a tutte le persone che sono come me. Ecco perché anche dopo la sentenza, cioè del Senato, non l'ho lasciato perdere. I giornali non l'hanno riportato, sono ritornati in procura. Non l'hanno riportato. Oggi Calderoli è alla Corte Costituzionale e il processo si riapre, annullando la sentenza del Senato. E io credo che questo che serve: lungimiranza, coraggio e la capacità di difendere le proprie idee. Sindaci per vedere com'è possibile distribuire i migranti nella nostra provincia. Se ne presentano 3-4, tutti gli altri, e poi quelli che si presentano magari si presentano per dire già dato, non possiamo ospitarne di più. Gli altri invece addirittura manco si presentano, per cui io credo che l'evidenziazione che il volontariato si è fatto carico nel modo che si diceva prima, e va fatto un plauso a come il volontariato si è mosso nel Portogruarese. Ma non facciamo di ogni erba un fascio, perché se noi abbiamo trovato la situazione di Portogruaro, c'è una buona situazione ad Annone Veneto, ma nel resto del Portogruarese zero. Io ho sentito sindaci di centro-sinistra dire già dato, non si può, ne abbiamo 3, figurati se possiamo prenderne un altro. Io parlerò per un minuto, non di più, e lo faccio per togliervi un sassolino dalla scarpa, come è stato detto prima. Allora, chi amministra, parlo del qui ora, chi amministra a Portogruaro deve scegliere se dare una sede a Casa Pound o accogliere cittadini del mondo che hanno colore della pelle diversa, bianca, celeste, verde, azzurra, ma si tratta di uomini, tutti uguali. Facciamo memoria delle radici, che sono quelle stesse radici che i padri costituenti diversi anni fa, nel 48, come dire, fecero emergere dalle culture del nostro paese, ma al centro di tutto, al centro del patto costituzionale, al centro delle regole del gioco del patto costituzionale c'è la persona umana. E io aggiungo la persona umana, in particolare in condizioni di fragilità. E io devo dire anch'io, Irina, quando sono entrato, ho ricevuto un pugno sullo stomaco e continuo a riceverlo quando vedo immagini del genere. Ma Irina, avete fatto bene a far emergere questo dato, e anche i media lo dovrebbero fare, ma non a fini strumentali o ad altri fini, a fini in qualche misura educativi, nel senso che noi dobbiamo ricominciare a riscoprire le ragioni del nostro vivere insieme. Sono le ragioni della vita, quindi grazie, ma grazie anche all'onorevole Kyenge
non solo per la presenza qui stasera, ma anche per quello che lei ha rappresentato e ha fatto nel nostro Paese come Ministro della Repubblica e ora come europarlamentare. E grazie anche alla Presidente della Cooperativa Arco. Il territorio. Portogruaro l'anno scorso è andata sui giornali finalmente per la dimostrazione di una buona prassi. L'integrazione di 54, mi sembra 64 giovani, i cosiddetti ragazzi della palestra, nonostante le difficoltà incontrate nei comportamenti delle istituzioni, così è. Ebbene, è stato un fatto di grande importanza, perché il privato sociale, le associazioni di volontariato, i cittadini e anche coloro che erano nelle istituzioni, magari dall'opposizione, hanno creato una situazione di accoglienza che ha generato della positività, tanto da andare nelle pagine di Repubblica, del Corriere della Sera, vuol dire che Portogruaro in qualche modo ha dato il là ad un approccio, ad una buona prassi. Con ciò stesso, e questo sarà il mio impegno, l'impegno del nostro gruppo consigliare, noi continueremo ad incalzare questa amministrazione, l'amministrazione di Portogruaro, e continueremo ad incalzare la Regione Veneto, il Presidente Zaia, dicendo, come abbiamo già detto, che un conto è essere attivisti politici, un conto è essere al governo di una istituzione. E questi soggetti, queste persone che governano l'istituzione, sanno che esiste una Convenzione di Ginevra, sanno che esiste una Carta Costituzionale, sanno che esistono delle leggi che normano la richiesta di asilo, e noi su questo li incalzeremo, perché non è consentito a nessuno non solo di ignorare le ragioni di elementare umanità, ma di ignorare anche quelle che sono norme, principi e leggi dell'ordinamento internazionale, dell'ordinamento costituzionale e del nostro Paese. Grazie. Stasera, visto, mi pare che sono l'unico sindaco che è qua questa sera, e quindi chi era? Ecco, sì, ma fa piacere, l'ho visto prima l'ex sindaco Tony Bertoncello. Saluto caramente la Cécile Kyenge, onorevole, e la ringrazio per questo intervento, questa testimonianza, queste parole e anche questa prospettiva che apre sulla risoluzione o comunque sulla gestione, non so, su come affrontare questo problema epocale. E vorrei anche difendere così l'operato dei sindaci, non vorrei che fosse così un po' troppo tranchant il discorso su come ci siamo trovati ad affrontare queste problematiche da pubblici amministratori l'anno scorso, anche negli anni prima. Io mi riferisco all'anno scorso, io sono sindaco da 2 anni. Ed effettivamente è stato un momento così quasi cui sembrava che un po' tutti avessimo perso la testa di fronte agli sbarchi, di fronte a quanto la prefettura proponeva, di fronte a questa pressione che veniva fatta sui sindaci perché mettessero a disposizione alloggi che non avevano, perché così si facessero carico di questa situazione, a fronte di 1000 altri problemi che avevamo nel territorio, rappresentati anche al prefetto. Poi ho da dire un altro discorso che riguarda le cooperative, il privato sociale, no? che gestisce queste cose. Sì, abbiamo avuto esperienze molto tristi, molto negative. Quella stessa cooperativa a cui si riferiva prima Paolo è quella che ha gestito anche a
anche da noi, insomma, fino al 31 dicembre, adesso c'è un'altra cooperativa, però noi fino al 31 dicembre, un giorno sì, un giorno no, o io, il vice sindaco o l'assessore ai servizi sociali dovevano essere lì perché c'era sempre qualche problema, pur essendo che non proveniva dai ragazzi, ma a volte i ragazzi erano anche esasperati, insomma, da certe situazioni. Ecco, dal 1 gennaio insomma, siamo riusciti anche attraverso la rete del volontariato e d'accordo con la prefettura a far subentrare un'altra cooperativa, perché veramente l'Europa, ecco, da quel giorno lì, di Aylan, che l'Europa ha cominciato a commuoversi. Commuovere, insomma, questo è stato un impatto che insomma anche forse speriamo che sia servito, insomma, anche a qualcosa, ecco, perché sono fenomeni che richiedono anche un certo tempo e penso che vede anche lei in Europa quanta fatica è a far diventare quelle proposte poi legge, insomma, ed è quello che io veramente le auguro di tutto cuore. Grazie. Forse perché ci troviamo nella regione, insomma, con aiutiamoli a casa loro. Non so se il discorso è questo. E lo slogan è sbagliato. Io prima, quando io vi elencavo tutti i 10 punti, c'era anche il fatto di investire sullo sviluppo, cioè investire sullo sviluppo, cominciare a cambiare anche il nostro atteggiamento nei confronti di tante altre politiche europee. Sì. E quindi è proprio per questo che lo slogan di aiutarli a casa loro è sbagliato, perché dietro non c'è tutto quel concetto che noi ci dovremmo porre anche come responsabilità. Allora la prima cosa è, oggi noi diciamo aiutiamoli a casa loro, ma dimentichiamo che sul nostro tavolo ci sono già i prodotti che sono già entrati, ma non ci chiediamo mai come mai sono arrivati quei prodotti sul nostro tavolo. Questa è la realtà e quindi noi dobbiamo aprire, cioè la consapevolezza delle diversità, accettare le diversità è l'inizio di cominciare a mettere le basi per una buona politica di integrazione, perché diventa una consapevolezza su come accompagnare una popolazione, un popolo, su come prevenire conflitti e mi ricordo quando sono andata alle Nazioni Unite la prima volta da ministra, ero andata lì su una commissione che era prevenire i conflitti e i genocidi, quindi la responsabilità di proteggere. Mentre tutti parlavano di armi, esercito e tutto, io avevo fatto un discorso semplice, che magari sembrava anche banale, ma non lo era. Perché ho detto, in realtà guardate che prima di arrivare alle armi, all'esercito e tutto quello che volete, serve una cosa, un esercito, una corazza dei diritti, perché un popolo, un paese che garantisce, che rafforza tutti i diritti, prima di arrivare alle armi ce ne vuole, perché ha già rafforzato si fa una corazza dei diritti. Quindi io quello che chiedo è di rafforzare tutti i campi dei diritti, di camminare a braccetto, perché laddove manca un diritto sono tutti gli altri che ne risentono. Quindi cerchiamo di formare una corazza dei diritti, è la più grande protezione contro tutti i conflitti. Grazie. Allora, io ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Paola per aver coordinato la serata, per gli stimoli che ci sono stati, ringrazio l'onorevole Chienge che ovviamente invitiamo a partecipare